Se ti dicessi che sei un brand, se ti dicessi che sei trend, tu ti offendi? Oggi parleremo di un accessorio che ha resistito al susseguirsi delle mode, restando sempre una tendenza all'ultimo grido. Ah! Stiamo parlando Roma e Sopio. Con c'è che pare che dure con che no, c'è mi chiede per i con che sweet. La leggenda narra che in un decennio non ben identificato, l'imprenditore che inventò il marsupio volle come testimonial una figura umile vicina al popolo. Fu così che legò per sempre il marsupio alla figura rupo e seggiatore. Così me la farei pigliare un caffè. Così il marsupio diventa oggetto di culto sia per uomini che per donne. Spopola pure tra i bimbi, grazie al cartone animato Doraemon, il quale esagerava tirando fuori dal suo marsupio case, fogli, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, che anche se non valgo niente per la manata. Ma nemmeno Doraemon osava tanto quanto mia cugina. Lei ci metteva i sighiola. Doraemon, Doraemon, anda sta male, perché me cucina è troppo spaziale, ma su senza sale. Anche io non ho resistito al fascino del marsupio e alla sua versatilità. Infatti lo utilizzo per trasportare con me oggetti indispensabili. Un cellulare, un catenaccio per la bici, un bicchiere d'acqua, il treppiedi per il mio cameraman. Oh, però accattatello un marsupio. Pigliate sta cosa. Dai! I filosofi latini lo considerano il protettore della nostra vita, il custode del nostro destino. Per questo scrissero l'importantissima frase Mars epeum importantis est. Se non ce l'hai, tranquilla, io te lo presto. A seconda del modo in cui lo porti, il marsupio rivela chi sei. Uno sportivo, un fighetto, un fissa, un futtiero. Che tu sia giovane o bello, casalinga o modello, lo devi ammettere, un marsupio è troppo bello.